pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Rebelot. Cos'è questa allegria immotivata accanto a me? Cos'è questi ma Marco, balletti? mi mancavi Marco e quindi Eccoci. ballo, sono allegra, sono allegra, felice. allegra, il magnetismo animale qui su RPL. Marco Pinti, 16:36, 25 settembre 2020. La voce l'avete riconosciuta, si è accampata negli studi. Mi sono intrufolata in Rebelot. È rimasta qui ad aspettarmi come si fa solo per le grandi rockstar. Sono arrivato ed era lì attendata davanti a una transenna, no? Come si fa per Si Vasco fa Rossi. attendere, ho preso anche un sacco di pioggia per te Marco. Pensa, Poi lamentati. Vedi come non ci sono proprio più i ruoli. Meno male che io sto sempre calma. Esatto, non ci sono più i ruoli. Una volta era lui, l'uomo che aspettava sotto la pioggia coi fiori che si smangiano tutti con l'acqua. Sì, Lui sì. è triste lì. E lei invece non adesso arriva. è il E invece contrario. il contrario. Avete voluto la parità di genere, io me la godo, me la godo. E intanto salutiamo alla parte tecnica Mr. Roberto Colombo. Ma che bello, ma che bello. Partiamo subito con questa puntata di Rebelot, dove la prima ora, ve lo dico subito, ci congederemo dai temi della politica, che però li riprenderemo con proprio il lazzo dei cowboy a partire dalle 17:30 con la nostra rubrica di politica estera, e poi lo spazio Parlamento, segui la Lega, le ultime novità, gli aggiornamenti. Ma prima ce ne andiamo via per un po' da questo mondo della politica, per andare laddove la politica si nasconde, si oscunde, si traslittera e si trasfigura tra poco. È scritto il numero. Più veloce del vento oggi è Stefanone del Brembo a scriverci al 346 64 277 56. E accanto a me, come detto, c'è Malika Zambelli, che ormai avete imparato a conoscere. Da quant'è che conduci lo Stai Karma? Che qua il tempo vola. Oddio, sai che non lo so, ho perso il conto. Non hai iniziato a contare i giorni No, dalla prima puntata? non ho iniziato a contare i giorni. Ma no. secondo me è tempo. Secondo comunque. me Saranno 4 mesi. Boh. 4 mesi. No, forse no, di più. No, Ma con scusa, te no, ma con no. te no, ho iniziato prima. Ma Però che dico 4 talk mesi? è iniziato da quando? Boh, sai che non lo so. Non ho cognizione Sarà del gennaio. tempo. Gennaio, dici? Sarà 9, che 4? 9, no, dici 9. Allora Guarda, andrò a controllare. Se c'è uno psicanalista all'ascolto, analizzi la risposta a questa 9 mesi. No! 9 mesi, Basta oddio. un minimo riferimento alla possibilità di riprodursi per mitosi. Ma guarda, anche. è probabile che tu abbia ragione Marco, perché io col tempo sono proprio veramente... non sono capace. Sei fuori dal Sono tempo fuori e dallo dal tempo e dal spazio. bravo, esatto. Come certi agrumi. Come certi Via, agrumi, pam. Via, pam. No, io ti faccio il passaggio perfetto, perché quando uno dice sono un po' fuori dal tempo, cosa pensi? Se sei... All'agrume. Chiunque penserebbe, ma tutti che ci stanno ascoltando, i tanti odontotecnici che stanno lavorando e sono all'ascolto, i tanti artigiani, quelli che sono nelle edicole, nei camioncini, a cosa pensano il giorno, un venerdì di settembre, l'ultimo peraltro? L'ultimo è malinconico, venerdì di settembre, 25 Con tutta questa settembre. pioggia poi, E lì, proprio settembre, ci lasciamo alle spalle l'estate, che il sole, il piange, caldo. basta, tutto finito, ma non ci lasciamo alle spiagge.
e alle spalle, non ci lasciamo né alle spiagge né alle spalle i profumi. Perché oggi parleremo Bravissimo. di profumi, di agrumi, di sapori. Esatto, e di Calabria. Oggi parliamo Di Calabria, sì. ma non me l'avevi detto. Come non te l'avevo Ma tu mi hai detto? detto, E il bergamotto cresce solo lì. Ma il bergamotto con questo nome qua a me sembrava una roba cisalpina. Dici la Fosse una roba bergamasca della e il bergamotto, pensavo fosse una roba giustamente, delle no? tue parti. Cos'è questo bergamotto? È un agrume profumatissimo, profumatissimo, con un sacco di proprietà. Adesso poi ci spiegherà il nostro Angelo Laganà di Allora gli preciso diamo quali il sono benvenuto. le proprietà del bergamotto. Dovremmo già averlo con noi. Cioè stiamo davvero facendo una trasmissione sulle proprietà del bergamotto? No, stiamo facendo anche ok. Marco. No, vabbè, basta saperlo. Sì, no, sulla Calabria. Adesso avremo questo maestro Angelo Laganà, che è anche un musicista, ha lavorato anche con Ezio Greggio, insomma un personaggio, un artista a 360 gradi che ci racconterà un po' della Calabria. Io sono stata in Calabria, ecco perché è nata quest'idea di intruffolarmi in Rebelot per Cioè, non ho parlare di capito. Calabria. Se tu fossi andata in vacanza non so, a Cortina, che cosa parlavamo? Dello yodel? Sì. Cioè, almeno facci allora sapere. preparati che quest'inverno andrò a Cortina e poi a gennaio Sempre che organizziamo lo facciano lo yodel a Cortina, ma di questo vi sapremo dire. Intanto lo vedo già nell'inquadratura dietro di noi, Angelo Laganà, lo saluto così, lo posso anche fingere di toccarlo. Benvenuto Angelo Laganà. Ciao Angelo. Bravissimi, grazie per l'invito, grazie molte per l'invito. Grazie a te Angelo. Allora, Angelo Laganà, per presentarla è un problema, perché lei ha fatto e sta facendo nella sua vita talmente tante cose che non saprei da che parte iniziare. Cioè, se lei si dovesse presentare a chi ci sta ascoltando, Angelo Laganà, virgola, cosa mette per primo? Canzoniere? Ma la prima cosa per me è la musica, perché la musica è la mia vita da quando avevo 2 anni e c'è una storia che posso raccontare brevemente. Infatti una mia zia che si chiamava purtroppo ahimè Giovanna, quando avevo 2 anni mi regalò una fisarmonica giocattolo. Di solito si regala una batteria o una chitarra, mentre mia zia ha avuto questa idea brillante di regalarmi una fisarmonica giocattolo, per cui appena la vidi i miei genitori mi raccontarono che sono quasi impazzito, tra virgolette, perché volevo prenderla in mano, toccarla, suonarla, eccetera. Allora mio padre ha capito che avevo le qualità per poter imparare questo strumento e a 7 anni cominciai ad andare dal professore spagnolo a Roccella Ionica, trasportando una fisarmonica che era più grande di me, e da lì iniziò la mia vita, diciamo così, con la musica, perché poi a 16 anni ho composto la mia prima canzone, partecipai a un concorso radiofonico perché esisteva solo la RAI, che si chiamava La Palma d'Argento, ed io con la mia prima composizione che si chiamava Dov'è l'amore partecipai a questo concorso vincendo la Palma d'Argento in mezzo a 25 cantanti. E quindi la passione, la vita di Angelo Laganà parte con la musica, parte a ritmo di musica. Dov'è l'amore? A distanza di tanti anni l'hai trovato, Angelo? Sì, l'ho trovato, io ce l'ho sempre in testa, perché oltretutto, guarda, siccome io sono musicista, nel senso che ho scritto nell'arco della mia carriera musicale 530 canzoni regolarmente depositate alla SIAE, e io di questa canzone avevo scritto anche il testo, perché avevo dedicato questa canzone a una ragazzina che era di Melito Portosalvo. Per cui, diciamo così, ho iniziato questa canzone. Angelo, però poi mi sono diplomato in ragioneria a Siderno Marina, ho fatto parte di un gruppo molto importante che si chiama i Jokers, con i quali abbiamo accompagnato i grandi artisti. Parlo di Minari, Tapamone, parlo di Aurelio Fierro, parlo di Nino Taranto. Mike Bongiorno veniva in Calabria perché allora presentava le serate e non saliva sul palco se dietro di lui non c'erano i Jokers. Così Aurelio Fierro poi guardandomi, come diciamo così, durante un'esibizione, ho fatto parte anche di un altro gruppo successivamente ai Jokers che si chiama I Figli di Calabria. Con i Figli di Calabria Aurelio Fierro ci ha fatto andare a Napoli alla King Universal, ci ha fatto incidere il primo LP, allora si chiamava LP Long Plane, di canzoni
di folk calabrese, Angelo. perché noi siamo stati in Calabria Angelo. il primo gruppo calabrese che ha cantato le canzoni d'autore. Angelo. Dimmi. Oh, grazie Angelo, ma ti volevo chiedere quante canzoni hai detto di aver scritto, depositate alla SIAE? 530 tutte regolarmente depositate alla SIAE. Ma in Tra quanti questi, anni di tra questi attività? 530 Aspetta, Angelo, no, aspetta. Angelo, da Milano. fermati Angelo. In quanti anni di attività hai scritto queste 530 canzoni? Ma le ho scritte, diciamo, nell'arco di 25-30 anni, però nel 1971 la Fremos edizione musicale dei Fratelli Reitano mi ha fatto una scrittura di 6 anni per la quale io potevo scrivere solo canzoni per Mino Reitano, e Mino Reitano ha lanciato 4 mie canzoni che sono Tornar bambino, Luci bianche, luci blu, Un attimo un'eternità e Palumbeti calabresi. La cosa più importante che mi onora è che una mia canzone che si chiama Un attimo un'eternità ha fatto parte dell'album dedicato a Frank Sinatra, e il grande Frank, ascoltando l'LP, ha detto che la canzone più bella era Un attimo un'eternità, proprio la canzone che avevo scritto io. Angelo, ma tu hai avuto anche la fortuna di lavorare con Mina. Sì, io ho avuto la fortuna di lavorare con Mina, perché sono stato, ti racconto un particolare. Mina è arrivata a Siderno nel 1966, quando aveva 26 anni, e si era da poco lasciata con Corrado Pani, e quindi aveva un abito che praticamente le stava 2 volte, perché era talmente magra, perché aveva, diciamo così, non aveva, questo corpo non l'aveva digerito, perché lei era innamorato di Corrado Pani. E allora è arrivata di mattina col suo impresario, che era alto 2 metri, si chiamava Elio Gigante, e allora eravamo tutti lì ad aspettarla. Poi i miei amici sono andati via, i Jokers, io sono rimasto e mi ha detto: Angelo, ti prego non andare via, io sono stanca, ho bisogno di dormire, ti puoi mettere davanti qui alla porta per farmi da segretario, in modo che se viene qualcuno a dirmi che vuole gli autografi, che vuole fare le foto con me, tu puoi riferire che io sto dormendo. Quindi si è creato tra me e Mino un rapporto di amicizia sincera, per cui io non sono andato neanche a mangiare per poterla aiutare, e poi la sera ci siamo esibiti praticamente sullo stesso palco. Quindi io posso dire onestamente, con grande onore, di essere salito sullo stesso palco dove si è esibito Mina, mentre c'è gente che parla di Mina, magari l'avrà vista solo in televisione. Vabbè, poi non è che dobbiamo prendercela con altri, però la Ganà, più di una canzone al mese scrivevi. Per 30 anni tu hai scritto una canzone e mezza al mese praticamente. Sì, io ho scritto queste canzoni, ho scritto le canzoni perché mi venivano di getto. Come si scrive ti voglio una canzone? un particolare molto importante. Una mia canzone che si chiama Volo di Gabbiani, sì? Siccome la notte io sono un tipo che non dormo poco, io mi ricordo che non mi ricordo dove ero, a Genova, non so, e stavo in una casa prospiciente al mare. Allora io vedevo questi gabbiani che volavano. Io ho scritto la musica di questa canzone senza avere in mano un pezzo di carta, una penna, e quindi ho cercato di ricordarmi le note, perché questa canzone è composta da tante note che sono uno dietro l'altra, che non c'è neanche un attimo di fermo, per cui mi sono ricordato poi quali erano le note, le ho scritte su carta, e questa per me è una delle più belle canzoni che abbia scritto nella mia vita. Ripeto, si chiama Volo di Gabbiani. E quindi vedete, abbiamo iniziato a chiacchierare e già si srotola una vita che è inversamente proporzionale all'inquadratura che stanno vedendo in radiovisione, perché Angelo, noi vediamo solo i tuoi occhi, ma va benissimo, perché dà tutto un senso, diciamo, più... ecco che vediamo tutto il volto di Angelo Laganà. Sono raffreddato, hai capito? Mi devo tenere l'asciugamano sul collo, perché scudo... E non... Ma come fai a essere raffreddato in Calabria con il sole che c'è? Dimmi. Come fai a essere raffreddato in Calabria con il sole che c'è? Noi qua a Milano stiamo prendendo la pioggia e siamo più giustificati. Ieri c'erano 29 gradi, quindi tu esci, sudi, c'è i colpi di vento, vai a mare, e poi invece questo penso che durerà poco, perché si parla già che da domani comincerà il cattivo tempo. Io volevo soffermarmi su un particolare. Il 25 settembre inizia già il cattivo tempo, che sfortuna. Dicevi comunque, Angelo, io non ti voglio frenare perché vedo che continui a srotolare altro. Cos'altro ci vuoi dire?
Ma anche sono lui ha lavorato anche nel mondo dello spettacolo, non erutti. solo nell'ambito della musica, giusto Angelo? Hai lavorato anche con Ezio Greggio? Sì, volevo dire semplicemente, prima di tutto devo dire che Ezio Greggio ti manda i suoi saluti, mi ha detto salutami Malika, perché Grazie io ho mille. dato la tua e siccome Ricambio, grazie Angelo. ti ringrazia e lui me la saluti, dico io sicuramente avrà piacere di ricevere i tuoi saluti e io ricambio poi, a parte il fatto che lui mi sta ascoltando. Volevo dire questo, io nel 1972 sono andato a Biella perché lì c'era il mio paroliere e siccome avevo sottoscritto questo contratto di esclusiva con i fratelli Reitano, a Biella ho conosciuto Ezio Greggio. Io devo dire questo, nell'ambito della mia attività c'è la musica, però c'è l'editoria, c'è il giornalismo e c'è anche la fotografia, quindi sono 4 le branche diciamo, artistiche sulle quali mi sono mosso. Parlando adesso di editoria, Ezio Greggio allora lavorava in banca, alla Banca Sella, mentre io ho fatto anche il professore di matematica, perché appena laureato nel 1965 mi hanno assegnato 15 ore, 10 a Catanzaro Lido e 4 a Badolato, e praticamente ho iniziato a fare l'insegnante. Poi mi sono trasferito a Biella, dove ho conosciuto Ezio Greggio, però con Ezio Greggio lavoravamo a Telebiella e siamo stati, non dico i fondatori, ma abbiamo collaborato assieme a Peppo Sacchi, che era un regista Rai e che aveva lasciato proprio la Rai per fondare la prima televisione via cavo nata in Italia che si chiama Telebiella. E tu ti Noi sei a esibito Telebiella anche in facevamo gli programmi di sketch. cabaret, Angelo, giusto con Ezio Greggio? Quali erano questi programmi? Gli sketch a Telebiella, infatti esistono degli sketch che sono stati pubblicati su YouTube, e con Ezio Greggio abbiamo fondato un mensile che si chiamava Mondo Biellese. Allora, Ezio Greggio io ho un po' rubato, tra virgolette, l'arte dell'impaginare di come si può fare un menabò. Infatti quando lui faceva il menabò io stavo lì a guardare tutto quello. E poi qualche volta che Ezio Greggio aveva da fare delle serate, lui mi diceva: Angelo, per favore fallo tu il menabò perché io stasera non posso. Allora io ho iniziato a fare il menabò, ho imparato l'arte di riempire un giornale vuoto, quello si chiama menabò. Tu hai 64 pagine bianche, le devi riempire come? Con articoli, foto, pubblicità. Io trovavo pubblicità, facevo tutto. E quindi ho imparato l'arte dell'editoria. Per cui quando io ho lasciato Biella. E in questa vita straordinaria, caro Angelo, a un certo punto spunta il bergamotto. Sì, però devo dire una cosa. L'ultima cosa è che io con Ezio Greggio praticamente ho fatto il film e sono stato attore in un film che si chiama Spam, che praticamente lui ha prodotto perché ancora non era conosciuto, mentre poi quando è diventato famoso questo film Spam l'hanno fatto tante volte sia a Canale 5 che Italia 1. Ecco, hai spuntato il bergamotto. Perché hai spuntato il bergamotto? Hai spuntato il bergamotto perché io nel lontano 1975 con i Figli di Calabria ho composto delle canzoni, tra cui un brano strumentale che si chiamava Profumi di Calabria. Era un brano strumentale, io suonavo con la mia fisarmonica, per cui siccome io ho scritto 7 inni tra calcio eccetera, uno dei primi inni è stato Capo Sud, perché Capo Sud rappresenta l'estremo lembro della nostra penisola, cioè dire proprio rappresenta la città di Melito di Portosalvo che mi ha regalato i Natali. E di questo Capo Sud, l'ideatore di Capo Sud si chiama, è praticamente un amico che è il dottor Domenico Lanciano, che praticamente ha fatto la proposta di creare questo Capo Sud, e poi diciamo così che io ho proseguito sulla sua scia di Capo Sud creando l'inno della Calabria, che appunto io ho regalato alla Regione Calabria nel 2015, e questo inno Capo Sud comprende oltre 150 immagini delle più belle cittadine delle 4 province più la città metropolitana. Ma noi sul bergamotto abbiamo ospite con noi il dottor Vittorio Caminiti. Caminiti, sì, presidente Io, del Museo del Bergamotto. Presidente del Museo del Bergamotto. Del Museo del Bergamotto. Benvenuto Caminiti. Benvenuto, Benvenuti, ciao. grazie a voi, grazie per l'ospitalità al Bergamotto, alla Calabria e al nostro mitico Angelo, che è una figura importante in Calabria, è un narratore
della tradizione e della cultura calabrese, quella forte, ed è riuscita a esportarla in tutto il mondo, e questo per noi è un punto d'onore. Allora, Museo del Bergamotto, ci faccia sentire il profumo di questo museo in pochi minuti, ma spero bastanti a rendere invitante la prospettiva a chi ci ascolta. Il Museo del Bergamotto è il contenitore dell'Accademia del Bergamotto. L'Accademia del Bergamotto, che è un'accademia che racconta le bontà, le tradizioni, il gusto, ma in maniera particolare l'aspetto nutraceutico e curativo del bergamotto. Il bergamotto è uno dei più potenti agrumi per combattere il colesterolo, abbassare i trigliceridi, ma anche regolarizzare la pressione. Viene utilizzato come antidolorifico, antisettico, ha una storia che già risale a 3500 anni fa. È stato trovato tracce di olio essenziale di bergamotto nelle mummie, ma ancora si parla di bergamotto come uno dei frutti, unici frutti consentiti dalle religioni indù ad essere portato a cospetto dei loro dei. E quindi il bergamotto ha una grande storia, ma ha solo però una storia molto vasta nel mondo, ma la peculiarità del bergamotto di Reggio Calabria è una storia a sé, è una storia di cultura, di gente, di uomini. Immaginate che l'uomo più ricco al mondo nell'Ottocento fino agli inizi del 915 era Ignazio Florio, che era di Reggio Calabria, che poi si trasferì a Palermo e aprì una aromateria portando le essenze di bergamotto e di arancia e di limone, e lì partì la sua grande ricchezza. Infatti l'olio essenziale del bergamotto è l'olio più costoso al mondo per le sue proprietà non solo curative, ma anche perché è un eccezionale fissativo per i profumi più famosi al mondo. Se vogliono diventare famosi, se vogliono essere apprezzati come tali, devono avere come base l'olio essenziale di bergamotto. Vittorio, ma com'è possibile che cresca solo in Calabria il bergamotto? No, non è che cresce solo in Calabria. Dicevo prima che è presente in tutto il mondo, però non ha le stesse caratteristiche che sviluppa Reggio Calabria, in una fascia, non in tutta la Calabria, una piccola fascia. Infatti è il bergamotto di Reggio Calabria, perché nasce in una fascia costiera a ridosso dello stretto di Messina. La combinazione della tramontana con lo scirocco diventa un po' come il miscelatore dell'acqua nel nostro rubinetto di casa, crea questa combinazione di aria fredda e aria calda. Poi l'effervescenza dello stretto che crea quella giusta umidità quasi tropicale. Il terreno particolare che è nella costa calabrese porta a questo bergamotto dei tali benefici che lo rende unico al mondo. Immaginate che la Dirimpettaia Messina, che sono 3 chilometri di traversata, non riesce a produrre il bergamotto con le stesse caratteristiche di Reggio Calabria. Questo è certificato da grandi scienziati, da grandi specialisti e biologi e anche scienziati sotto l'aspetto medico. Il professore Giorgio Calabrese, che fa parte dell'Accademia del Bergamotto e ci ha onorato con la sua adesione, ha certificato che per 6 mesi ha sperimentato il bergamotto sulla squadra della Juventus 3 anni fa, e i risultati che ha ottenuto dopo le analisi sono spettacolari, perché il bergamotto sviluppa nella provincia di Reggio Calabria, questa fascia costiera saranno 90-100 chilometri, delle proprietà che in altre parti del mondo non riesce a sviluppare. Ce lo invidiano tutti. Grazie Vittorio. Tutti piantarlo. Io ti ringrazio, io l'ho provato, è buonissimo, devo dire, sono stata in Calabria. Il mio compagno ha avuto un incontro ravvicinato del quarto tipo perché stava morendo, perché l'ha bevuto puro, invece va diluito, però poi l'abbiamo imparato e diluito è veramente buonissimo. Grazie Vittorio. Peccato che lo stesso esperimento non l'abbiano fatto i giocatori della Juventus, ma questa è una considerazione personale. Io ringrazio Angelo Laganà per averci srotolato un terzo della sua vita. La prossima puntata il secondo terzo e poi il terzo ci sarà sempre tempo. Volevo semplicemente dire che i profumi di Calabria apporta il testo di Daniela Fusco e Raffi De Vita, che è anche l'interprete,
con le edizioni Zara Edizioni Musicali di Torino e la Liking Edizioni Musicali di Milano, per cui è l'inno ufficiale del Bergamotto che farà il giro del mondo. Dopo lo sentiremo, mettiamo, dopo sì. la pausa. Grazie ad Angelo Laganà. Grazie Angelo. Grazie a voi. Ciao a tutti. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Bambini, ma voi lo sapete chi è il papà di Valerio? È un eroe. Una coraggiosa lettera d'amore di un figlio a un padre. Ma perché non me lo dici? Che cosa? Che hai paura? Vincitore al Festival di Venezia, Pier Francesco Favino in Padre Nostro, al cinema. C'è un'unica soluzione. Vai a Las Vegas e firmate l'annullamento. 01 Distribution presenta. Ti vorrei invitare a cena, così almeno festeggiamo il nostro divorzio. E che brindiamo? Giampaolo Morelli, Andrea De Logu, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Gianmarco Tognazzi. È la notte da leone. Non ti preoccupare, Lore. Divorzio a Las Vegas, dall'8 ottobre al cinema. Sta per arrivare il più atteso colossal sci-fi italiano. Noi abbiamo una missione: dirigere il destino dell'universo. Sophie, non ce la farai mai! Muoviti, Alex! Tu non puoi competere con un dio. Un cast stellare. William Shatner, Gerard Depardieu, Bruce Payne. Creators the Past, dall'8 ottobre al cinema. Ogni donna sogna il principe azzurro. Lì sono poligoni, Poligami. e qui sono puttanieri. Possibilmente single. Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Loretta Goggi ti aspettano al cinema per una nuova commedia romantica tutta al femminile. Burraco fatale, al cinema.
Ed eccoci riemersi. Questo era l'inno del bergamotto. È uno dei momenti più a sud della storia di Radio Padania, credo. Compenseremo, lo dico al pubblico nordista, compenseremo, non temete, c'è già un pulente gallina fregia, l'avete già vinto per aver con spirito esotico e unitarista e unitario ascoltato questa canzone dell'inno del bergamotto e soprattutto assistito ai 30 minuti tra i più difficili che in 7 anni mi sia mai capitato di gestire in diretta, perché la Ganà è assolutamente una delle persone più infermabili insieme a pochi altri che hanno questa caratteristica, perché è calabrese, ha il fuoco dentro, no? Sai come si dice, giustamente, e poi è un artista a 360 gradi, ha fatto tante cose, non si ferma mai. No, giustamente ci fanno notare. È una persona veramente meravigliosa. Io l'ho conosciuta a Roccella Ionica, appunto, a sto punto dici di con più, una grande eleganza, veramente molto altruista. Che ore erano? Che ore erano? A Roccella Ionica. L'ora non me la ricordo. No, era pomeriggio, sì. Pomeriggio, tu eri a L'ho conosciuto Roccella tramite Ionica. una signora che ho conosciuto qualche giorno prima, che poi mi ha portato dal maestro. Ma tu sei andata in Calabria a ciacolare con tutti Io quelli sono andata in Calabria e ho conosciuto tutti lì a Roccella Ionica. Tutta la regina di Tutta Roccella Ionica ho conosciuto. Allora salutiamo. È una terra bellissima, davvero. Roccella Ionica è una terra bellissima e la Ganà, io dicevo di Roccella Ionica, aggiungiamo un aggettivo. È meravigliosa. E sai cosa che mi ha colpito di più? I tramonti stupendi, sì. E la granita al bergamotto. Al tramonto. Al tramonto. Allora salutiamo Ravizza che ci chiede se ci ha pagato per raccontarci tutta la sua vita. Beh, però era interessante perché era proprio un fiume in piena. No? Non l'avete sentito? Poi ha avuto anche tantissime esperienze nell'ambito dello spettacolo. Forse. Dici? Cioè lui aveva non voglia si ferma di dirle mai. tutte. Io ho avuto questo problema che vi dico, insomma, abbiamo avuto proprio problema di contenerlo, ma dall'altra parte era anche bello vedere quest'uomo che voleva dirci tutto. Cioè se l'avessimo tenuto in diretta a quest'ora probabilmente c'era, poi dopo devo andare alla Coop e comprare 2 chili di questo, stretti di prosciutto crudo, bisogna capire, meraviglioso. E guarda, la Ganà, io farei una rubrica di la Ganà, la Ganà racconta se stesso. Non è male, Io lancio questo non è male. Che poi lui non dorme. Facci sapere alla Ganà. Angelo ha detto che lui non dorme, giusto? Sì, ha detto che dorme poco. Noi abbiamo palinsesto notturno che è giustamente pieno di repliche perché nessuno di noi ha l'ardire di fare una diretta. La Ganà, io ho già trovato il signore. Senta, guarda che bello. Angelo La Ganà, il signore della notte. Non è male, È bello, io vedo già proprio le stelline, l'insegna luminosa, questa specie di balera con fuori il manifesto, la faccia di La Ganà. Stasera Angelo La Ganà, lui è il signore della fisarmonicista, notte. si mette con la fisarmonica e ci riempie il palinsesto notturno. E poi abbiamo lo Stefano del Brembo, tuo compaesano, che Ciao, dice: io Stefano. che ho la mamma di Calabria, il papà del bergamasco, ero convinto che il bergamotto nasceva da Bergamo. E invece abbiamo ben capito che no, ma è un agrume. E poi abbiamo chi ci scrive: sta diventando Radio Terronia. Ma sei esagerato, È colpa mia, sono arrivata io da Bergamo e ho portato la Calabria. Sud. Ma sei esagerato, mamma mia, perché abbiamo messo la canzone della Calabria, che poi è bello perché adesso noi ci scherziamo, non ci piace fare sulla retorica, però insomma una canzone che parla del bergamotto ha molto più senso rispetto a una canzone che parla, che ne so, di una americana che stamattina si è svegliata e si è messa le ciabatte quelle alte che hanno gli americani, presenti, è uscita. No, quali sono? Ma sì, si vedono gli americani che hanno queste ciabatte, però sono alte. Sono ciabatte, cosa vuoi dire? Sì, come se fossero dei canotti ciabatta. Sì. E vanno fuori a prendere il giornale che gli hanno lanciato sul... Non li lanceranno? Li lanceranno ancora? Ma l'altro giorno stavo passando davanti a una casa, è bella questa. Aspetta, come puoi rispondere alla mia domanda sull'America se lanciano ancora i giornali nei giardini partendo dall'altro giorno? Cioè, capisci che mi hai creato delle aspettative. In America. Ma lo eri davvero? A questo punto devi mentire per salvarti. Come farai a rispondere alla mia domanda? O fai come insegniamo qui? Io pensavo dicessi in generale, anche in Italia. Ma in Italia non hanno mai lanciato i giornali nei giardini della gente. Uno chiama la polizia locale, i carabinieri.
Invece sì, perché vicino a casa mia hai un problema, chiama il 112, chiama la polizia locale. Aspetta, chi Marco, ti lancia i giornali? Allora, vicino a casa mia c'è una casa. Capita, tranne alla regina Elisabetta, capita un po' a tutti di dover dire vicino a casa mia c'è una casa. Ma no, è bella questa. Allora, perché di solito invece sono case. Marco, io vado. No, sei tu che io ho fatto una riflessione così ingenua. Allora, penso che un postino che gira lì nel mio paese lanci i giornali. Perché? Perché fuori da una casa è stata messa l'immagine di un cane con sottoscritto: non lanciate più i giornali. Quindi segno che li lanciavano. Che li lanciavano perché il cane ama leggerli prima di noi, con l'immagine del cane che si mangiava il giornale. Ecco, quindi tu ridi prima e non mi lasci finire. Quindi in realtà vedete che andavamo da qualche parte a lambire la verità. Comunque c'è anche chi impietosamente dice, dopo aver sentito l'inno del Bergamotto, ecco spiegato come si scrive una canzone al mese. Quindi abbiamo avuto la risposta. In effetti sì. Sull'inno del Bergamotto secondo me potremmo scrivere una canzone su qualsiasi cosa. Dici? Sì. Anche sull'inno della bergamasca. La tastiera la acqua minerale. In effetti potrei anch'io. Ma sì, ovviamente se qualcuno avesse l'ardire, io non ho aperto le linee per pudore, insomma, però se qualcuno avesse l'ardore di intervenire in diretta, ovviamente siete sempre i benvenuti. E poi, ma guarda, l'Anonymous dice: ma pur di cedere minutaggio ad altri, il conduttore di Rebelot metterebbe su anche canzoni sui cetriolini. Ma anziché stima che hanno, Marco, di te. Infatti, ma guarda che belli che sono. Ma vedrai che faranno così anche con te. Ma lo so, io sto aspettando, sono lì che aspetto. Soprattutto alcuni, anziché dire apprezzare che io sono la Carola Rackete del palinsesto. Tipo anche questa ospitata, l'Anonymous l'ha capito, era una, diciamo, ospitata, uno speciale, un racconto, una testimonianza che non avrebbe trovato cittadinanza in Stai Karma. No, infatti. Perché collegare il Bergamotto... Ho chiesto io asilo a Rebelot perché... Open Arms. E Marco mi ha dato questa... possibilità minutaggi. Di parlare della Calabria. Della Calabria anche, ebbene sì. Cedo minutaggi. Hai bisogno di minutaggi, Anonymous? Io te li cedo, perché questo è lo spirito di RPL. Avevamo una telefonata di una persona vera che vuole telefonare in diretta. Basta che non sia la Ganà, perché l'abbiamo già intervistato, Non è la Ganà? Allora va bene. Potete giustamente anche voi raccontare la vostra vita, se volete. Pronto? Sì, pronto, eccolo qua. Eccolo, la nostra risposta alla Ganà. Allora, no, senti, scusa, adesso io voglio fare una cosa che non tira molto con la trasmissione. Allora, tanto non ha tema in questo momento, quindi qualsiasi cosa tu dirai. Non posso telefonare quando c'è il ciccione con la barba. No, fallo. Fallo, evidentemente, ragazzi, che dovete fare? Cioè, io non lo so, io cerco di comportarmi come si comporterebbe un doganiere messicano ubriaco nel reggere la già fragile frontiera del filo diretto di RPL. Evidentemente non ci si può rivolgere ad altri conduttori con l'epiteto che abbiamo appena sentito, che pure non era gravissimo, ma sicuramente sgradevole. Un saluto a Raul da Cesano Maderno, che dice: lo sai che il Gilberto te ne avrebbe dette tante, citando Gilberto Neto, un grande del leghismo indipendentista. Sì, ma guarda, ovunque sia, credo che io sia l'ultimo dei suoi, diciamo, problemi. Penso che se la sarebbe, in realtà avrebbe riso molto, e probabilmente sul tema del Bergamotto, della Calabria, sarebbe stato ben d'accordo e avrebbe sottolineato con intelligenza il fatto che ha molto più senso parlare di territori che parlare di roba plasticata che viene costruita negli studios per fare un immaginario che in realtà poi è slegato da queste storie che poi ci portano i territori. Questa cosa è il Mediterraneo, Poi il bergamotto è veramente ha tante proprietà. Io utilizzo tantissimo gli oli essenziali. Oggi ho scoperto che il bergamotto è uno degli oli essenziali più cari che ci sia sul mercato. Sono cose interessanti. Vedi, lo stai scoraggiando così dicendo. Sì, è più caro, devi dire, ha un certo prezzo. No, l'ha detto Vittorio, non l'ho detto io.
Ho capito. Intanto Alessio dice grande Zambelli. Ciao Alessio, grazie. Ti chiama per cognome. Magari Così, lo conosco. Non lo so. Dice di andare in Umbria a Castelluccio l'anno prossimo. Ok, me lo perché ormai segno. ha capito come funziona. Così poi parliamo dell'Umbria. Ovviamente. A Rebelot. Tipo domenica vai da qualche parte, Malika, così mi preparo perché magari... Ma stavo pensando di andare a Iseo. Potremmo Iseo? parlare di All'Overe? Iseo. Guarda che sono andato a piedi, ormai è casa mia. E non lo so, All'Overe devo si ancora arriva- decidere. Devo ancora decidere. Poi magari mi puoi dare un L'Overe è consiglio carina. tu. L'Overe è molto carina. Se non piove. Ci sono arrivato dalla Sì. montagna sopra. Mhm. Sopra Allora, l'Overe c'è come un monte. Sì. Non so se ce l'hai presente. No. Perché sennò Sono lì mai è pieno in superstrade l'Overe. È un inferno in superstrade. La mattina dopo per andare via dall'Overe avevo il terrore di fare la superstrada. Io viaggio a piedi e temevo la superstrada e sono partito alle 4:30 del mattino. Facevo tutta una serie di giri tortuosi che mi hanno portato a, come si chiamava quel posto? Insomma, a 5 chilometri in linea d'aria, ma ne avevo fatti 15 alle 6 del mattino. Ma perfetto. queste così sono piccole cartoline delle mie sventure. Ma noi salutiamo invece il nostro amico da Losanna che dice: ma non parliamo di quanto ha fatto Zoffili per protestare in Sardegna? Sì, ne parliamo, ragazzi, abbiamo 2 ore al giorno, dopo ne parliamo, ma sicuro che ne parliamo. Ci prendiamo un'ora il venerdì per parlare un po' di Bergamotto, della vita di Laganà e per fare, sì, guardate, ma senza pudore, per fare anche un po' di rumore leggero dentro i nostri pomeriggi, che non è una, diciamo, antitesi al contenuto. Va bene che ci sia, pensate a tutti quelli che stanno lavorando oggi pomeriggio e ci mancava solo che anche in quest'ora gli mettevamo lì il carico da 90 e facciamo un po' di rumore. Se volete intervenire potete intervenire, mandateci WhatsApp. Godetevi, visto che è stato citato Ezio Greggio, questo dialogo tratto da una sua vera e propria opera d'arte che dovreste tutti andare a recuperare. Ezio Greggio inedito da Il silenzio dei prosciutti, correva l'anno 1994. Un Ezio Greggio inedito, ma sai che Non l'avevo mai visto. Guarda, questo È una chicca questa. È un'opera d'arte, passato sotto silenzio, ma è un tentativo di fare un film nonsense totale. Mhm. Per tutto il film Non ha senso niente. no, c'è una trama che poi è la parodia del silenzio degli innocenti, Mhm. ma ogni dialogo è
è scardinare la realtà. Sì, sì. Cioè, è geniale, davvero. È stata qui domenica, è ripartita il giorno dopo. Giovedì. Così ripetuto per un'ora e mezza. Sì, il sì. risultato alla fine è come mettere la testa nella centrifuga della lavatrice. Sì, esatto. Cioè, impazzisci, no, però è bellissimo. Finito il film, non ne hai più. E tu te lo sei visto tutto, quindi? Beh, sì, poi io non sono nemmeno uno dei più grandi esperti di quest'opera, però insomma è certamente se fosse stato in Inghilterra sarebbe stato ai livelli di, secondo me, di Monty Python. Mm-hmm. Poi, me lo guarderò. Il silenzio dei prosciutti a casa Zambelli, poi faremo una puntata speciale perché per parlare di quello, sarà no? difficile Giustamente metterlo in Stai Carmen, in effetti. Sandro chiede della musica tirolese per compensare, perché va bene, metterla, va no? bene il nord, va bene il sud, ma compensiamo con anche degli yodel. In effetti Calabria, in effetti un po' ne avrebbe bisogno. Intanto abbiamo un messaggio vocale, sentiamo, vediamo un po' se riusciamo a sentirlo. Ma quando io vado a lavoro non la vedo mica dietro la transenna che mi aspetta la Malika. Ma poi non c'è gran tempo per il piannisteo perché inizia l'episodio di Don Matteo. Vedo che gli ascoltatori più affezionati, anche che i più rime, spostati, che rime, restano sempre con noi. Allora, ecco, bravo, pensa Marco, sopra l'Overe c'è Bossico. Attenzione, sarà un caso? No, caro mio, errore. Bossico è sopra Sovere. Non sopra l'Overe. Sono preparatissimo su quel pezzo di bergamasca. Sì, perché veramente, ci ho lasciato una serie mia. di nervi. Perché tra l'Overe, Sovere, Bossico, che era vicina ma era in salita, so tutto. Tutto a piedi. Tutto a piedi. Il giorno dopo dall'Overe fino a Gandino. Caspita. Gandino, che è una città dove altro che Cammino di Santiago, Ma davvero, infatti è l'Alta Via delle Grazie, quella che è un cammino della bergamasca. Gandino, tu arrivi e pensi di trovare una città perché dall'alto la vedi scendendo. Cioè sai meglio tu le cose della bergamasca di me ormai. Io so quella zona lì, come sì. una ferrovia, so che le stazioni che ho fatto. Gandino tu la vedi dall'altro, da Peglia, che è questo paesino sopra Gandino. Tu vedi Gandino è lì. Scendi e in realtà Gandino non so come è stata fatta, è un comune nella bergamasca, ma ci sono come dei muraglioni alti 4 metri che tengono su Gandino. E tu per arrivarci devi trovare delle scalette nascoste e non so come sia possibile. Non sono mai stata a Gandino. Non sei mai stata a Gandino? No. È un posto veramente molto bello, allora ci andrò. Perché poi merita, e infatti tu ce l'hai anche molto vicino a casa, perché sì, sono infatti. quei 20 chilometri e poi... Magari non a piedi, io ci andrò in macchina e poi ti farò sapere. Ma guarda quest'altro, l'Anonymous dice: ma anche oggi ci sono i messaggi audio con i tuoi spezzoni, voglio la rubrica settimanale Pinti intervista Pinti indifferita. Ragazzi, però se traspostati cominciate a fare rete tra di voi, io non so più cosa dirvi. Andrea dice: grazie a Dio è a Radio Padania, ora è RPL ed è impreziosita dalla bellezza di ogni singolo territorio di questo stupendo paese che è l'Italia. Oh, che bello. Scrive Andrea. Bellissimo, grazie Andrea. Bello, ma devo dire che anch'io amo molto, La Calabria? No, dico il paese. Beh, l'Italia è stupenda, non certo, si può dire di no. È molto bella. Sarebbe bello averne 2, tanto è bella. 2 Italie? No, non ti viene, cioè tanto è bella che io dico vabbè sarebbe... Ma innanzitutto l'hai vista tutta... Ma una è poco, cioè 2 ne voglio, no? L'hai vista tutta l'Italia? Fino a Cassino. Poi anche un po' di Puglia, mi manca... Allora cominciamo a vedere tutta l'Italia e poi dopo ne creiamo una seconda artificiale. Ma no, è talmente bella che dici, ma una come fa? Cioè, trabocca il cuore, no? Dici, ma 2, dai, vero, ma come fa? È troppo bella per essere sola. Vita difficile, caro Manzoni, che mi saluti dalle Canarie. Che cosa ti devo dire, Manzoni? Io il fallo te l'ho dovuto fischiare. Così è la vita, in capo a me pensavo. E a proposito, cosa facciamo? Possiamo riequilibrare verso nord? Sì, sono le 23. No, riequilibriamo prima verso il Parlamento, secondo me, giusto? Malika, abbiamo 120 secondi da utilizzare a nostro piacimento. Ah sì, possiamo dire quello che vogliamo? Come abbiamo fatto nell'ultima ora. Alla Laganà.
Tu saresti capace di srotolare la tua vita come ha fatto la Ganà? No, assolutamente. Anche perché io non sono una che parla così allora provo. Velocemente. Provo. Ho bisogno di riflettere, sono una riflessiva io, ci metto un attimo. Non riesco a dire tutto così. Però la Ganà mi ha ispirato. Avevo 6 anni, sono andato alle elementari durante 5 anni, dopo sono andato alle medie salesiane 3 anni, c'era il campo di pallone e si stava benissimo. Poi un giorno è successa una roba brutta, ma poi ho continuato comunque ad andare nella scuola, alla pallacanestro, ho iniziato, ho smesso, ho fatto dei tornei in giro e poi sono andato alle superiori, liceo classico Ernesto Cairoli, 5 anni, 2 occupazioni, 65 maturità, fuori dal liceo, dentro l'università, fuori l'università, intanto c'era la Lega, dentro i gazebo, i manifesti, le robe. Ecco, non so se ce la farei andare avanti. Sì, però ho capito un po' di cose, Qualcosa? Ho capito un po' di cose di te. Qualcosa. Il metodo La Ganà, fatelo anche voi con i vostri cari. Io lo faccio con i miei cari e intanto con la mia cara Malika. Grazie Malika, mi casa tu casa. Grazie di essere stata con noi. A voi e grazie Marco, alla prossima. Qui Parlamento, compensazione territoriale dell'inno del Bergamotto dopo la pausa e poi entreremo invece nella politica estera con Lorenzo Vita. Qui Parlamento. Interviene sempre contro, onorevole Donina, giusto? Grazie. Grazie Presidente. Vorrei anch'io iniziare, come il collega che mi ha preceduto il mio intervento, con delle parole che non sono mie. Il testo a me presentato, con le modifiche apportate in sede parlamentare, contiene tuttavia diverse disposizioni, fra cui segnatamente quelle contenute nell'articolo 49, recante la modifica di 15 articoli del Codice della Strada, che non risultano riconducibili alle predette finalità e non attengono a materie originariamente disciplinate dal provvedimento. Invito tuttavia il Governo a vigilare affinché, nel corso dell'esame parlamentare dei decreti legge, non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all'oggetto e alla finalità dei provvedimenti d'urgenza. Questo è il Presidente Sergio Mattarella. Ecco, vedete colleghi, vede Presidente, Governo, io vorrei ricordare cosa significa amministrare, dal latino administrare, derivazione da minister, ministro. Ne vedo pochi oggi in aula di ministri. Però amministrare significa reggere, curare, regolare, sorvegliare il buon andamento. È esattamente l'opposto di quello che sta accadendo nel nostro Paese. Questo è solo la goccia che fa traboccare il vaso. Ovviamente sul Codice della Strada noi abbiamo fatto un anno di lavoro, audizioni, abbiamo sentito tutti, le famiglie, gli operatori, gli enti locali, tutto davvero. Devo ringraziare anch'io il relatore De Laurentiis, collega relatore, perché abbiamo fatto un ottimo lavoro. Come sempre è stato calpestato purtroppo dal governo. Amministrare secondo noi significa davvero dal comune più piccolo fino a quello che si fa in quest'aula, significa avere visione. Per amministrare ci vuole lungimiranza, ci vuole strategia, ma soprattutto ci vuole avere a cuore il proprio popolo. E come ripeto, è esattamente l'opposto di quello che sta accadendo in questo Parlamento. Dagli sbarchi continui, voi state prendendo continuamente a pedate gli italiani, i cittadini, le famiglie, gli studenti, gli imprenditori, le forze dell'ordine, gli artigiani, le partite IVA. Ecco, questa direzione secondo noi deve cambiare e questo, presumo che anche questo affronto di riportare il Codice della Strada, dopo che avevamo dato un'attenzione particolare ai disabili, dopo che avevamo chiesto la gratuità per le strisce blu, un'attenzione particolare ai più deboli, alle famiglie, alle donne gravide, ai bambini sotto i 12 anni. Ci siamo impegnati davvero a livello di commissione trasversalmente per portare a casa un ottimo risultato e il governo cosa fa per l'ennesima volta? Prende 4 pezze, le infila nel primo decreto eppure dal Presidente della Repubblica vi siete fatti richiamare. Ecco Presidente, io vorrei concludere dicendo che un amico un giorno mi chiese perché non si costruivano più cattedrali come le antiche, quelle famose. E gli dissi, gli uomini di quei tempi avevano convinzioni. Noi moderni, ma soprattutto questo governo, credo, non ha altro che opinioni. E per elevare cattedrali, signor Presidente, ci vuole qualche cosa in più di un'opinione. Io auspico davvero che il governo prenda atto di quello che sta succedendo e con questa ennesima farsa di riportare in commissione questo decreto su cui tutto il Parlamento ha lavorato un anno,
Cioè, faccia un esame di coscienza e speriamo che sia l'ultima volta davvero, e prendete in considerazione davvero di più il Parlamento, questo ramo del Parlamento che è tutto a disposizione per lavorare, e più rispetto soprattutto per il popolo italiano. Grazie. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Wow, vai veloce tu. Chi ha parlato? Sono la Digital Radio. Ah, proprio te cercavo. Senti, non capisco assolutamente niente di questa cosa del DAB. Analogico che non sei altro. Il DAB è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto. Capito? Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio, quella del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
È un po' anche il lavoro dell'artificiere fare il conduttore a Radio Padania, perché ti mettono lì degli aggeggini, ti mandano gli aggeggini e tu vai lì e dici oh che bella aggeggino, bisogna sempre stare attenti che non ci siano delle bombe. In alcuni casi ci sono, in alcuni casi no, come in questo. Ciao, sono Claudio e volevo solo dirti che hai sbagliato, perché sì è Il silenzio dei prosciutti, preso il titolo dal Silenzio degli innocenti, ma il film di Ezio Greggio è preso da Alfred Hitchcock, che è Psycho, tutta un'altra roba. Attenzione, va bene, questa volta sei perdonato e buona domenica, buon fine settimana. Adesso vado a prepararmi da mangiare. Ciao. Claudio, con questa risata vai a prepararti da mangiare e noi siamo con te, mentre ci allontaniamo dalla vita reale, quella che ci racconta Claudio, per andare invece a indagare, come stiamo facendo da un po' di venerdì a questa parte, qualcosa che con la vita reale ha in realtà un importante aggancio, ma al contempo non riguarda propriamente la quotidianità più spiccia di ognuno di noi. Stiamo parlando di politica estera. Ogni venerdì noi facciamo il punto e siamo molto contenti di farlo con una delle realtà più interessanti che si è affacciata ultimamente nell'orizzonte giornalistico. Sto parlando di Inside Over, una iniziativa del giornale.it che nasce, diciamo, sul seguito di quello che erano gli occhi della guerra. A coordinare questo progetto, una delle firme più ricorrenti, è con noi in diretta ogni venerdì ed è un giovane giornalista a cui però non manca la capacità di analisi, e spero e credo l'abbiate già apprezzata giudicando dai messaggi che mi sono arrivati. Insomma, è Lorenzo Vita che è in onda con noi anche questo pomeriggio. Benvenuto Lorenzo. Bentrovati. Ben trovato a te Lorenzo. Una settimana di politica estera che ne parlavamo fuori onda per messaggio. Sostanzialmente è stata una settimana in cui a disegnarsi è stato uno strano asse tra gli Stati Uniti, la contrapposizione con la Cina, che non fa mistero insomma fin qui. Però è curioso che questa sia stata la settimana in cui il segretario di Stato americano abbia rivolto un durissimo monito anticinese, per intenderci, al Vaticano. E qui come si capisce questa cosa, che in effetti sfugge alle coordinate a cui siamo più abituati? Cosa c'entra il Vaticano con la Cina? C'entra molto innanzitutto perché Pompeo deve venire in Italia. Quindi chiaramente il viaggio in Italia coinciderà anche con un arrivo oltretevere, quindi nelle stanze vaticane, e incide molto perché il Vaticano ha una diplomazia estremamente potente. Sappiamo tutti che la Santa Sede, nonostante la presenza, il piccolo Stato che ha a disposizione, in realtà rappresenta una delle diplomazie più importanti e più influenti del mondo, anche perché rappresenta tutta la cattolicità, e gli Stati Uniti questo lo sanno. Pompeo ha inviato un messaggio chiaro perché deve incontrare il Papa, deve incontrare sicuramente il segretario di Stato Parolin, poi non so se ci sarà anche un incontro con il Santo Padre, ma quello che è importante è che lui ha voluto mandare un monito perché a breve il Vaticano dovrebbe firmare degli accordi, il prolungamento degli accordi appunto con il governo cinese, che sono accordi di cui non si sa perfettamente tutto nei particolari perché sono considerati più o meno segreti, ma quello che è certo è che sono accordi che in realtà vogliono trovare una sorta di pacificazione tra il governo cinese e la Santa Sede, che soprattutto sulla questione del riconoscimento dei vescovi. Ecco, quindi su questo tema del riconoscimento dei vescovi ovviamente il Vaticano non può perdere terreno con la Cina, che è una terra dove il cattolicesimo è numericamente diffuso come in una nazione europea, ma diluito nel continente cinese è meno rilevante rispetto ad altre, diciamo, confessioni religiose del regime comunista. Sì, non è certamente, innanzitutto non dobbiamo ricordare che la Cina è un paese retto da un sistema comunista, quindi chiaramente le religioni, per quanto rispettate, non sono chiaramente considerate utili alla causa.
Questo però ovviamente non implica che la Cina non abbia voglia di trovare una quadra nel sistema religioso. Questo perché sappiamo che per esempio i cattolici per la Cina comunista hanno rappresentato un problema, se non altro perché la Santa Sede, ricordiamo che è uno dei pochi stati a riconoscere l'indipendenza di Taiwan, per esempio, quindi avere una massa di cattolici che si riconosce nel Vaticano, che a sua volta riconosce una provincia ribelle come indipendente, per la Cina è un problema. E in più ci sono altre questioni religiose che devono essere trattate. La Cina per esempio ha un problema anche con i musulmani, ricordiamo la questione dello Xinjiang per esempio, e gli uiguri. Sono più i musulmani ad avere un problema con la Cina, mi pare. Sì, diciamo che è un sistema, allora è una doppia fase, nel senso che è bifasico. La Cina ha un problema con l'Islam perché chiaramente non può riconoscere un sistema in cui ancora la distinzione tra politica e religione è molto labile, e ovviamente i musulmani hanno un problema con la Cina perché sappiamo bene che il sistema di Pechino per la repressione di qualsiasi tipo di fondamentalismo non è esattamente quello che abbiamo nel sistema occidentale. Ricordi per esempio, sono tanti i report che parlano anche di divieti estremamente oppressivi nei confronti delle comunità islamiche semplicemente perché appaiono come persone di un'altra religione. Certo, Quindi, oltre ai campi Cina... di rieducazione che poi sono campi di concentramento, esatto. Insomma, questo sembra essere il perimetro. Non dimentichiamo anche il problema del Tibet, certo. Con tutto il problema legato al buddismo per esempio, che comunque è una confessione estremamente importante in Cina, ma il fatto che esistano delle pressioni religiose, cioè comunque ecco, possiamo dire che dove ci sono delle religioni preminenti per il sistema cinese è un problema, e questo chiaramente gli Stati Uniti lo sanno. Certo. E cosa cercano gli Stati Uniti dalla Cina esattamente, oltre allo spunto che ci hai dato in apertura? Ma allora, sul fronte economico, allora, la Cina chiaramente adesso è un problema per gli Stati Uniti per due motivi. Innanzitutto ovviamente è un problema strategico perché tutti sanno che se oggi la guerra fredda vera è quella tra Cina e Stati Uniti. Pompeo in questo tour che avrà appunto anche una tappa in Italia vuole innanzitutto cercare di limitare l'influenza cinese in Europa. E il Vaticano ovviamente in questo senso è un ponte importante. In più deve limitarla dal punto di vista culturale ed economico, oltre che politico. Trump da quando è stato eletto ha virato, ha riequilibrato la politica americana in una forte chiave anticinese, e questo chiaramente comporta il fatto che si sono alzati di molto i toni dello scontro. L'Italia però è un paese che a tutt'oggi cerca un po' di essere da mediatore, no? Quindi sappiamo che l'Italia dà sempre l'impressione di non volere un conflitto né con una parte né con l'altra, ma questo non è il tempo, se vogliamo, della politica del doppio forno come era 40 anni fa o 30 anni fa, è un tempo di polarizzazione. E gli Stati Uniti da questo punto di vista sono almeno 3-4 anni che hanno deciso di imporre una linea estremamente più dura nei confronti della Cina, specie ora Trump in campagna elettorale. Certo, perché quello che ti volevo il fatto chiedere. che c'è un problema con la Cina, il fatto che Trump parli ancora apertamente di virus cinese, no? Quando parla di coronavirus è chiaramente anche un segnale politico. Cioè, Trump ha deciso di mettere una linea netta tra quello che c'era prima e quello che c'è dopo. Questo ovviamente non implica che Trump però non voglia in realtà giocare a rialzo per poi raggiungere un accordo con la Cina. Questo non possiamo assolutamente escluderlo perché sappiamo che lui tende molto ad avere una politica da affarista, ecco. Sì, che in qualche modo fa un po' calare quell'aura di grandi principi che però era già stato Kissinger a, sconfessare, no? Quando parlava di politica estera diceva che il pragmatismo viene prima di qualsiasi identità o valore cardinale, citava il patto Molotov-Ribbentrop come esempio. Beh, certo, anche perché Cina e Stati Uniti devono essere per forza pragmatici, perché se non lo sono lo scontro è inevitabile. Molti analisti parlano del rischio della cosiddetta trappola di Tucidide, cioè questa sorta di, a un certo punto le due potenze sono talmente contrapposte che non si può sfuggire a uno scontro totale.
Il fatto che questo diventi inevitabile chiaramente per il mondo è un problema, nel senso che gli Stati Uniti e la Cina hanno un potere militare che può assolutamente condurre a una guerra anche potenzialmente devastante, questo è assolutamente certo. Detto questo, ci sono anche tanti modi per fare una guerra, non c'è una guerra fisica, ma c'è già una guerra da un punto di vista economico e politico che è evidente, cioè, oggi si è raggiunto un livello di scontro che totale e capillare. Se pensiamo che addirittura, appunto tornando all'inizio del nostro discorso, se addirittura il segretario di Stato chiede al Papa di non trovare un accordo con la Cina, significa che ci troviamo a un punto in cui gli Stati Uniti hanno optato per una politica estremamente dura, ma lo vediamo anche a livello commerciale, l'imposizione dei dazi o chiedere alla Cina di non inserirsi nelle infrastrutture strategiche dei paesi alleati degli Stati Uniti. Cioè, sono tutte questioni estremamente importanti che preludono un potenziale scontro. Ecco, quindi questa è la situazione, diciamo, sull'asse inedito Stati Uniti-Vaticano-Cina, ma gli Stati Uniti sono stati protagonisti del cosiddetto Trattato di Abramo, cioè di una pace o quantomeno di un trattato di collaborazione tra Stati Uniti che hanno fatto da registi, ma in realtà la notizia è tra Emirati Arabi Uniti e Israele. Qui le letture sono controverse, alcune parlano di un fatto storico perché insomma gli Emirati Arabi Uniti che si uniscono a Israele o comunque riconoscono Israele, fanno un'alleanza con Israele, di fatto è un evento storico di pacificazione di quell'area. Altri dicono che gli Emirati Arabi Uniti sarebbero quasi una creatura economica e non solo di Israele. Qual è, diciamo, la giusta inquadratura di questa storia? Allora, partiamo da una premessa. Chiaramente questo accordo non arriva in questo momento per caso. Anche qui torniamo al discorso dell'elezione. Il fatto che Trump si presenti all'elezione dicendo di essere riuscito a far trovare un accordo tra alcuni stati arabi e Israele è comunque una chiave importante. Sì, ho dimenticato il Bahrain in effetti. L'altro giorno leggevo appunto che si parla della 13ª chiave per la vittoria delle elezioni, perché un analista ha diviso in varie chiavi le possibilità di vittoria di un presidente e la politica estera è sicuramente una di queste. In più Trump ha sempre voluto trovare degli accordi che gli possano permettere di presentarsi al mondo come il presidente che non solo ha posto fine o voluto porre fine alle guerre infinite degli Stati Uniti, ma anche a trovare accordi di pace in un'area come quella del Medio Oriente dove la pace non è certo di casa. Chiaramente le letture possono essere duplici, come dicevi tu, c'è chi dice che sia propaganda, c'è chi dice che sia un accordo importante. Io credo che a prescindere da quanto possa piacere o meno Trump, comunque l'idea è che lui sia riuscito a far sedere intorno a un tavolo il premier israeliano insieme a ministri di paesi arabi che fino a quel momento non si riconoscevano tra loro, penso che comunque possa essere definito un accordo importante. Insomma, qualcosa di certo importante lo è, perché poi molto spesso la lettura viene falsata anche dalla visione politica. Cioè io ne parlavo l'altro giorno con un collega, pensate se l'avesse fatto Obama questo accordo, probabilmente non avremmo parlato di altro da una settimana. L'ha fatto Trump non è che piaccia a molti e tutto è stato coperto da un alone di negatività, di negatività e di propaganda. Secondo me è un accordo comunque importante, questo chiaramente non implica che ci sarà pace in Medio Oriente, assolutamente no, però è il riconoscimento poi di una realtà che già esiste, perché gli Emirati Arabi Uniti già collaboravano da prima con Israele nell'intelligence o in altri settori, idem il Bahrain. Insomma, non possiamo certo dire che Israele non parlava apertamente con questi paesi o viceversa. Quindi insomma da una parte c'è una normalizzazione nei fatti che però si stringe di più, dall'altra un percorso che cammina da tempo, ma anche questo diciamo è un elemento costitutivo della politica estera, no? Torniamo anche a guardare le cose dall'alto, è difficile, è raro che le relazioni tra gli stati si modificano da un momento all'altro, c'è sempre un lungo processo di avvicinamento che spesso prescinde presidenti, governi, diplomazie. Ma sì, assolutamente, ma pensiamo anche a quello che sta facendo l'amministrazione Trump con l'Iran.
Cioè, noi per mesi, se non per anni, abbiamo detto che Trump avrebbe scatenato la guerra contro l'Iran. In realtà, anche dopo l'uccisione del generale Soleimani, che era avvenuta a gennaio, in cui tutti, o comunque in gran parte molti si aspettavano che esplodesse una guerra, in realtà la guerra non c'è stata. Questo perché bisogna sempre poi vedere la strategia a lungo termine, cioè la politica estera, se si basa su singoli episodi non si può capire, invece capita, compresa in una serie di episodi, in un raggio di tempo più o meno lungo, allora uno può valutare effettivamente l'azione di un presidente o di un leader o di uno Stato. Quindi assolutamente, cioè, poi la strategia di una politica estera si basa proprio su questo, sul fatto che il singolo episodio al limite può variare di poco, far capire se il messaggio è di alzare lo scontro o di abbassarlo. Ecco, quindi tutte queste cose quanto saranno viziate dalla campagna elettorale americana? E soprattutto inizio a porti un tema che non so quanto sia possibile, perché Trump una dichiarazione curiosa, a tratti inquietante, l'ha fatta effettivamente, perché ha detto se dovesse vincere Biden non è detto che ci sarà una transizione pacifica. Come va intesa questa? Una sparata per tenersi, diciamo, calda l'ala più irruenta del suo elettorato? Oppure ci sono, secondo te, delle spaccature all'interno della società americana tali per cui si potrebbe arrivare, non dico a scenari fantascientifici, ma anche solo a uno scenario come quello tra Bush e Al Gore, che in effetti provocò una crisi della democrazia americana nel 2000? No, le parole di Trump sono parole importanti. Chiaramente quando parla Trump va sempre poi fatta una cernita di quello che sono i suoi slogan e quello che poi è la realtà. Però la stessa Hillary Clinton, che è una delle maggiori sponsor di Biden, ha chiesto a Biden di non riconoscere subito un'eventuale vittoria di Trump. Quindi Trump l'ha detto ovviamente con il suo solito modo estremamente brusco, però anche da parte democratica hanno detto la stessa cosa. Il motivo nasce dal fatto che quest'anno con il coronavirus si sta ampliando l'operatività del voto per posta. Quindi molti dicono, siccome il voto per posta sarà molto probabilmente analizzato e scrutinato successivamente agli exit poll, sì. molti dicono ma non è che se gli exit poll danno vittoria per Trump allora questo voto per posta viene poi pilotato, perché ovviamente le accuse rimarranno poi di brogli, non è detto che non ci siano. Il problema è che la spaccatura, ecco, quindi questa è una dei motivi principali, ma c'è una spaccatura forte anche a livello sociale. Oggi leggevo che il New York Times addirittura ha citato il rischio che il Pentagono si senta tirato in causa qualora Trump decida di utilizzare l'esercito dopo le elezioni per paura di scontri. Ecco, quindi c'è questo elemento, perché poi ricordiamo anche le rivolte dei cosiddetti Black Lives Matter che non sono finite negli Stati Uniti, continuano. No, continuano. L'esempio di New York, per esempio, è lampante. A New York la situazione sta diventando abbastanza critica anche da un punto di vista sociale, economico, queste continue rivolte, cose che tra l'altro aiutano per certi versi Trump in alcune città, perché sono molte città e molti stati sono amministrate da democratici. Quindi chiaramente Trump può far capire a livello elettorale che le rivolte e i disagi che avvengono in questi stati, in queste città, sono dovuti anche alla cattiva amministrazione da parte della sinistra americana. Ma la situazione comunque è estremamente grave. Pensiamo appunto a interi quartieri occupati, devastazione. Poi si sono unite ovviamente, oltre al Black Lives Matter, anche i movimenti i cosiddetti antifa, che in America sono estremamente forti, estremamente violenti. Se dall'altra parte pensiamo che nella parte della destra più radicale americana c'è un forte utilizzo anche delle armi come sistema di difesa personale, è chiaro che il rischio di rivolte e soprattutto rivolte bagnate dal sangue è molto alto, specie in un periodo in cui, se la vittoria di Trump viene ormai vista da molti come una sorta di discesa dell'anticristo per gli Stati Uniti, cioè non c'è più neanche il rispetto da un punto di vista politico tra avversari. E questo, diciamo, è lo scenario in cui andremo a immergerci in questo autunno. Io ringrazio Lorenzo Vita
per la bella chiacchierata che abbiamo potuto fare anche oggi. Se volete approfondire tutti questi temi, andate sulla homepage del Il Giornale, dove trovate Inside Over, oppure sul sito di Inside Over, e lì trovate ogni giorno più articoli che cercano, ripeto, di fare una cosa che in Italia fanno pochissimi, cioè raccontare per scenari, per tendenze, ma anche con notizie, interviste, la politica estera così come si può intendere dal nostro punto di osservazione, senza tirarla per la giacchetta in favore di questa o quella opportunità, diciamo ideologica o politica, come preferite voi, ma anzi entrando sempre nei fatti, e anche laddove diciamo la generale propensione all'abitudine della stampa italiana non va. Penso all'articolo che ora è in prima pagina nell'edizione italiana: l'India pronta a giocarsi la carta tibetana contro la Cina. Sono scenari che insomma viene reso merito a insideover.com di andare a vedere. Noi siamo contenti di raccontarveli grazie a Lorenzo Vita che è stato con noi. Grazie Lorenzo. Grazie a te Marco e a tutti gli ascoltatori. Aspetta una canzone. Vado a fare la pipì, poi rientriamo con il segui e le notizie. Sì.
Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E siamo tornati in diretta, tutto bene, eh? Tutto bene, volevo dirvi che la mia attività fuori onda è stata, diciamo, soddisfacente, nella norma, una delle varie sedute della giornata. Gli errori che ci piacciono, lasciatemelo dire le cose, gli errori di cui andare fieri, mi viene da dire, mentre la scaletta che avevo annunciato a Roberto Colombo, ora l'annuncio anche a voi, tra poco il segui. Poi le notizie, poi gli ultimi WhatsApp e vari ed eventuali, ma ovviamente non l'avevo citato perché lo davo per scontato e speravamo anche di raggiungerlo in diretta telefonica oggi, che è diventato una vera e propria protagonista della giornata politica, perché il deputato della Lega Eugenio Zoffi, nonché presidente del comitato Schengen e il comitato bicamerale Schengen, ha fatto un'azione dimostrativa per cui al momento dello sbarco della Alan Kurdi al porto di Olbia in Sardegna si è seduto pacificamente davanti al molo, impedendo di fatto per qualche minuto lo sbarco. Non siamo riusciti a sentirlo al telefono, ma possiamo farvi sentire la sua ricostruzione, diciamo in presa diretta, realizzata da lui stesso con il suo smartphone. Ancora un buongiorno, ma non è un buongiorno qui da Olbia. Davanti alla passerella dell'Alan Kurdi mi sono pacificamente mi sono seduto davanti alla passerella al momento dello sbarco di questi immigrati clandestini che sono arrivati da poche ore qui al porto di Olbia, fuori cittadini in pacifica protesta. Mi sono seduto all'arrivo del prefetto di Sassari, a cui ho formulato anche una richiesta che sto formulando da diverse ore, ovvero di poter far accedere a quest'area i consiglieri regionali della Sardegna, rappresentanti del popolo sardo, a cui è stato negato l'accesso. Qua si aprono le porte ai clandestini e in malo modo vengono lasciati dietro alle cancellate, alle sbarre, i consiglieri regionali che vogliono anche verificare quanto sta succedendo. Una Sardegna che è colpita dall'immigrazione clandestina sulle coste del Sulcis, con gli sbarchi di clandestini dall'Algeria, e ora questo pericoloso precedente, la ONG Alan Kurdi, che arriva con questi immigrati clandestini. Questa è la situazione. Prima abbiamo fatto un'altra diretta e purtroppo ho dei problemi con la telecamera. Chiamo l'assessore Giorgio, l'assessore ai trasporti. Purtroppo non si riesce a girare la telecamera. Se vuoi fare un'inquadratura devi farla al contrario di quanto sta succedendo. Devi andare. Faccio girare il telefono così inquadriamo. No. Parla da lontano che si vede. Va verso di te. E quindi ho detto al signor prefetto di Sassari che fino a quando non vengono fatti accedere a quest'area i consiglieri regionali della Sardegna, io
io da qua non mi muovo dimostrando pacificamente contro questa vergogna e contro anche il trattamento che hanno ricevuto i rappresentanti del popolo sardo. Noi abbiamo espresso contrarietà attraverso il governatore Solinas, la Lega, prima forza in Sardegna, contro lo sbarco di questi immigrati clandestini, contro l'arrivo di questa ONG. Io sono stato a Lampedusa, a Porto Empedocle, a Pozzallo e ho visto cosa succede. Questo è il primo sbarco di una ONG qui in Sardegna. Doveva andare in Francia e che vada in Francia, ma non nella stupenda Sardegna. Io non voglio che la Sardegna, non vogliamo, diventi come Lampedusa, che è bellissima ma vive dei problemi gravissimi, enormi per questa immigrazione clandestina. E quindi siamo qua. Vediamo cosa mi dirà il signor prefetto. Io sto qui seduto, pacifico, non ho assolutamente nessun problema. La Lega è così. Noi siamo per la gente, con la gente, e faccio questo per tutti i cittadini italiani e per il popolo sardo. È arrivato il prefetto, interrompo la diretta e vi abbraccio, amici. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega segua te. Anche oggi il nostro spazio convenzionato con la Lega Salvini Premier. Anche oggi l'opportunità di tesserarvi alla Lega Salvini Premier. Come si fa? Molto semplice. Se volete lo potete fare da casa vostra. Basta avere un computer, uno strumento di pagamento elettronico o anche uno smartphone. Va benissimo. Del tempo per scaricare e per compilare il modulo, 10 euro da pagare, e poi sarete anche voi tesserati alla Lega Salvini Premier. Basta andare sul sito tesseramento.legaonline, scritto legaonline.it. Mi raccomando, tesseramento.legaonline, scritto legaonline.it. Il sito della Lega peraltro è in costante aggiornamento. Andiamo a ricordare ad esempio una delle iniziative digitali più seguite in questo momento. Quasi 30.000 persone sul sito legaonline.it hanno già sottoscritto la petizione di solidarietà a Matteo Salvini, che il 3 ottobre sarà imputato per un processo per sequestro di persona a Catania. Potete anche voi dire processate anche me e sancire la vostra solidarietà a Matteo Salvini andando sul sito legaonline.it e cliccando processate anche me. Con il click compilate il modulo. È una raccolta firme che non ha un valore giuridico ma può avere un forte valore politico, come già le 30.000 persone che l'hanno sottoscritta. Basta un click anche qui. L'ultimo ad averlo fatto è Thomas Z da Bedonia in provincia di Parma pochissimi minuti fa, e quindi potete essere quelli dopo Thomas Z, potete essere voi sul sito legaonline.it, dove trovate anche tutto ciò che riguarda i piani e le proposte della Lega, dalle priorità dopo l'emergenza Covid ai disegni di legge, alle proposte iniziative di iniziativa popolare, così come, tornando al tema del processo di Catania del 3 ottobre, potete trovare il collegamento, il link per un aeroporto vicino a casa vostra e immediatamente vedere quali voli sono disponibili, con quale prezzo per il giorno 3 ottobre, per andare intorno al Tribunale di Catania e esprimere la vostra solidarietà a Matteo Salvini. Così come sempre sul sito legaonline.it trovate tutte le istruzioni per partecipare alla campagna digitale, la campagna social, in cui potete postare sui social network della Lega o con l'hashtag processate anche me la vostra foto con un cartello appunto che reciti lo slogan processate anche me. Vi ricordo tra le sezioni più seguite del sito della Lega ci sono gli appuntamenti radio-televisivi che vedranno domani mattina alle 7.05 a 7 giorni su Rai 1 la deputata della Lega Giorgia Latini, poi domani mattina alle 8 su
Omnibus alla 7 Silvia Sardone, mentre domenica ci sarà Matteo Salvini alle 14.30 a mezz'ora in più su Rai 3, e domenica full di Salvini perché sarà anche la sera alle 21.30 live a Non è la D'Urso, Non è la D'Urso su Canale 5, mentre lunedì alle 9 Alessandro Morelli è previsto ospite alle ore 9 a Mattino 5, sempre su Canale 5. Come sapete, Segui la Lega serve ed ha soprattutto la funzione di raccontare gli eventi sul territori marcati Lega. Quelli che voi ci segnalate sono sicuramente i più graditi proprio perché vengono da una tradizione di militanza, di volontarismo che viene, quella sì, il lapsus era diciamo in parte giustificato anche dalla passata Lega Nord e che ora si è trasferita nella Lega Salvini Premier, ma lo stesso è l'impegno di molti volontari in tutti i territori da nord a sud. Ci segnalano, e siamo contenti, che ad Arcore ci sarà sabato 26 settembre il gazebo della Lega in Largo Vela, Fronte Comune, e a Usmate il gazebo della sezione della Lega a Usmate, sabato 26 settembre in Corso Italia, angolo via Cavour. Grazie mille a chi ce li segnala. Fate come questo nostro amico che ce li ha segnalati, mandateceli al 346 642 7756, noi saremo contenti di darne contezza e notizia. Arcore 26 settembre, gazebo della Lega in via Largo Vela, Fronte Comune. A Usmate, sempre sabato 26 settembre, in Corso Italia, angolo via Cavour, gazebo della Lega di Usmate. E con queste due notizie, questi due gazebi, chiudiamo anche per oggi il Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Cosa ci siamo persi nella giornata di oggi? Tutto il tourbillon di polemiche legate alle dimissioni del Cardinal Becciu, il numero 3 sostanzialmente fino a poco tempo fa della Santa Sede Vaticana, accusato di aver malversato in favore dei suoi fratelli 700.000 euro, ma lui si difende: nessun reato, è tutto rendicontato. E poi il terrorismo vicino alla ex redazione di Charlie Hebdo, c'è stato un attacco che ha portato 2 feriti, un attacco a colpi di macete accanto al murales che ricordava la strage del 2015. I terroristi sono stati fermati perché evidentemente questa è la matrice di questo gesto. America 2020, un'occasione in Senato per l'invisibile Kamala, così è il titolo che riguarda insomma faccende molto profonde nella campagna elettorale americana. E ancora abbiamo Giorgetti, sempre sulla homepage dell'Agi, ripreso, che dice: il proporzionale, la legge elettorale sarebbe un disastro per l'Italia. Su Lanza.it parla Conte, parla all'ONU e dice: la pandemia opportunità di un nuovo inizio. E poi i numeri del giorno: 1900 contagi oggi, record da post lockdown. Vi ricordo sempre che il numero dei contagi eccetera 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 mi viene dire non vuol dire che c'è un grave allarme di tenuta del sistema sociosanitario, vuol dire che c'è una ampia indagine epidemiologica che oggi, con più di 100.000 tamponi, ha portato a 1900 persone positive. Di queste ce ne sono asintomatiche, sintomatiche, la gran parte finora sono state curate in casa senza intasare ospedali e terapie intensive, che sono i 2 indicatori che dobbiamo tenere presenti per capire se il nostro sistema socioassistenziale riesce a reggere questa cosiddetta seconda ondata, oppure ondina come la chiamano alcuni virologi. Attentato a Parigi, 4 feriti, fermati 2 sospettati, e poi Covid, serve il doppio tampone anche per tornare a scuola, e questo è evidentemente un bel problema. Andiamo a vedere il Corriere.it, anche qui abbiamo insomma il Covid a farla da padrone insieme al maltempo e all'esame truccato di Suarez sul Corriere.it, e ovviamente l'agguato vicino alla sede di ex sede di Charlie Hebdo. L'attentatore è un pakistano di 18 anni che ha colpito, parrebbe proprio in modo casuale, davanti però al murales commemorativo della strage del 2015, quindi con una evidente matrice di fanatismo e di terrorismo islamico. Andiamo su Repubblica.it.
tanti i temi. Da Prodi a Giacchetti cresce la fronda antiproporzionale nel centro-sinistra, è una delle vicende che animano il fronte, diciamo, del centro-sinistra, mentre il giornale.it, il tallone d'Achille di Conte, il suo punto di forza lo rende ostaggio di tutti, secondo il giornale, che fa questa analisi che affidata ad Augusto Minzolini, ed è un'analisi che sostanzialmente porta a vedere Conte come colui che ha sia delle forze sia delle fragilità proprio nel fatto di non appoggiarsi ai partiti, quindi potrebbe riuscire a galleggiare, così come il suo destino è talmente legato alle alchimie della sua maggioranza che potrebbe portare a un capovolgimento di fronte da un momento all'altro. Per chiudere, un saluto anche a chi ci manda delle cose ma non si firma. Un saluto a Claudio che ci saluta facendo notare che Marco Rizzo, che è stato nostro ospite domenica, si fa intervistare con una foto di Stalin alle spalle, e giustamente Claudio sottolinea: pensate se uno si facesse sottolineare e si facesse intervistare con la foto di un dittatore alle spalle. Però insomma, sì, è una delle tante cose che vediamo di questi tempi in cui il nostro immaginario mi sembra che sia abbastanza saturo di stimoli che io non so più neanche se siamo capaci di decodificarli. Abbiamo poi un vocale che mandiamo senza troppa tema. Invece qui sapete cosa facciamo? No, ma so io. Più vecchia del mondo. Vabbè. Il mestiere più vecchio del mondo. Non quello che sperate voi. Non quello, non l'imbianchino, che è il mestiere più vecchio del mondo, perché guardate che la prima cosa non è quella che pensate voi maliziosi, ma la prima cosa, quando a un certo punto nelle caverne l'uomo ha detto vabbè facciamo che questa caverna diventi una casa, la prima cosa che ha capito era che andava un po' imbiancata. E un saluto quindi a tutti gli imbianchini, ne cogliamo l'occasione. Un saluto e un ringraziamento a Roberto Colombo, che è stato con noi tutta la settimana a fare buona guardia e occuparsi di quella che viene chiamata parte tecnica, ma che nei fatti vuol dire levette telefonate, capricci del conduttore, pause pipì, anche quelle da tenere in considerazione, brani musicali, linee aperte, linee chiuse, porti aperti, porti chiusi, scuole aperte, scuole a rotelle, tutto e di più nel paniere di quello che deve fare Roberto Colombo alla parte tecnica. Lo ringrazio, un'altra settimana insieme in cui mi ha aiutato a fare questo strano mestiere di parlarvi. Un grazie a tutti voi e a tutte voi per i WhatsApp, per i messaggi, per i fili diretti con cui avete dato brio alla nostra settimana insieme. Se non ne avete abbastanza di me e se tutto va bene, ci potremmo anche sentire domani mattina alle 8 per la rassegna stampa, dalle 8 alle 10 in collegamento Skype, ma ugualmente, se vorrete, entrerò nelle vostre case, nelle vostre vite, anche solo a tenervi un po' di compagnia, pieno i giornali di carte, cartucce e cartini. Se invece non volete, ci terremo compagnia prima o poi, ripasserete di qui, perché come sapete la trasmissione radio, tutte le trasmissioni radio, sono un po' come quei cani che vi aspettano fuori dal cortile della fattoria. Hanno sempre qualcosa da fare, un giorno vanno dietro le pecore, un giorno dietro le mucche, un giorno giocano col gatto, l'altro giorno vanno in calore, e voi fate la vostra vita, parcheggiate, la sera tornate e c'è la trasmissione radio che vi scodinzola intorno, vi accompagna fino all'uscio di casa e poi resta fuori, perché siamo come quei cani di campagna che non hanno le comodità dei cani moderni. Noi siamo più contenti di stare lì all'aria aperta, nell'aia aperta, e non ci legate a un palo, perché siamo comunque cagnoni che soffrono legati a un palo. Non ne abbiamo bisogno, perché come sapete vi aspettiamo accucciati. Volete partire per un viaggio, non ascoltarci per qualche settimana? Quando tornerete saremo qui a scodinzolare al vostro ritorno, saremo qui a fare la guardia alle vostre opinioni, alle vostre storie che con tanta fiducia ci affidate. Saremo qui a salutarvi, perché ogni tanto anche il cane della fattoria deve andare, come sapete, a fare la pipì, ma anche insomma a farsi dei giri per le cucce sue, ma a salutarvi scodinzolando e augurandovi un buon fine settimana a tutti. Grazie mille davvero, dal Marco Pinti è tutto, vi lascio al prosieguo del nostro palinsesto.
Avete ascoltato Rebelot,